3 persone di Favara sono state iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio. L'inchiesta riaperta dalla DDA di Palermo riguarda l'omicidio del piccolo Stefano Pompeo, ucciso per errore il 22 aprile di 20 anni fa lungo la strada che da Favara conduce al villaggio Mosè. A dare una svolta alle indagini sono state delle dichiarazioni del pentito Maurizio Ligati, il quale qualche anno fa aveva indicato agli inquirenti i nomi dei presunti autori del delitto e il movente. Nell'edizione in edicola oggi, il quotidiano La Sicilia scrive che gli indagati sono le stesse persone indicate da Maurizio Ligati, e cioè Vincenzo 40 e i fratelli Pasquale, Gaspare Alba. L'inchiesta è stata riavviata dopo l'uscita del docufilm del giornalista Gero Tedesco sulla morte del piccolo favarese e dopo un'inchiesta giornalistica condotta dallo stesso quotidiano catanese. A firmare i provvedimenti è stato il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, che ha affidato l'indagine alla squadra mobile di Agrigento guidata da Giovanni Minardi. Con l'avviso di garanzia, il pubblico ministero ha anche disposto gli interrogatori dei 3 favaresi che dovrebbero tenersi nei prossimi giorni.